Noi vogliamo lavorare! Noi dobbiamo far capire a chi ci governa, a chi può prendere le decisioni, che c'è un importante pezzo dell'economia nazionale, regionale, ma sicuramente un problema occupazionale per 21.000 posti di lavoro. Centinaia di lavoratori del porto manifestano a Venezia per salvare i propri posti di lavoro. La crisi economica provocata dal coronavirus, pur gravissima, è stata solo il colpo finale in un contesto caratterizzato da problemi che in alcuni casi si trascinano da anni. Dalla mancata manutenzione dei canali d'accesso alle banchine portuali, alle mancate decisioni sul passaggio delle grandi navi da crociera, fino alla recente entrata in funzione del Mose, che nel periodo autunno-inverno potrebbe alzarsi almeno 100 volte, chiudendo di fatto l'accesso alle navi. Già ancora anni precedenti abbiamo detto che il lavoro stava andando via. Noi abbiamo bisogno che il governo ci dia la possibilità di avere concessioni e di investire su questo porto, perché il lavoro ama Venezia e Venezia ama il lavoro. Le aziende direttamente impiegate nel sistema portuale veneto, Venezia e Chioggia, sono più di 1.500 con 21.000 dipendenti, ma considerando anche l'indotto si arriva a 92.000 posti di lavoro. Tra produzione diretta e indiretta il sistema portuale del veneziano pesa 21 miliardi di euro e rappresenta un settore strategico dell'intera economia regionale veneta. Qualcosa intanto a Roma inizia a muoversi. Lo scavo dei canali in laguna, il cosiddetto protocollo Fanghi, è contenuto in un emendamento al decreto agosto a prima firma del senatore veneziano Andrea Ferrazzi, appena approvato dal Senato e presto al voto della Camera. Questo è un segnale positivo che ha dato il governo e che è stata data anche dalle comunità locali. Adesso però noi chiediamo di più. Se il porto deve vivere, deve avere un futuro, deve avere una manutenzione costante. Il governo sta lavorando in questa direzione. Speriamo che poi, da quando arriva il protocollo Fanghi, non passino troppi anni a quando si riesca ad applicarlo. Abbiamo salvato la città, ora bisogna salvare il lavoro. Grazie.